Venerdì 5 giugno, San Bonifacio. È il 157° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 209 al termine. Il sole sorge alle 5:23 e tramonta alle 20:55. La luna si leva alle 20:48 e tramonta alle 5:03. Il Senato approva la terminazione dei provveditori e i beni inculti con le procedure atte a ottenere la concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche. In esse erano previste anche la pubblicazione della domanda, in modo da provocare eventuali osservazioni, opposizioni e quant'altro potesse evitare lesioni ai diritti di altri. Le previsioni per domani. Permangono condizioni di instabilità, con annuvolamenti più frequenti sulle zone montane, alternati a schiarite. Precipitazioni al mattino generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio, aumento della probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento. E ai piedi dei Colli Euganei a Monselice che troviamo il santuario delle Sette Chiese. L'ingresso avviene varcando la porta romana e entrando nel santuario giubilare composto da 6 cappelle, erette tra il 1605 e il 1615. Papa Paolo V nel 1605 concesse l'indulgenza plenaria al santuario, in egual misura quella concessa ai fedeli delle maggiori basiliche di Roma. Infatti quest'ultime sono imitate dalle cappelle del santuario delle Sette Chiese, che rappresenta un percorso di pellegrinaggio per numerosi devoti. Ogni cappella contiene dipinti dell'artista Jacopo Palma il Giovane, noto pittore della Serenissima, e gli interni sono tutti decorati da cornici e architravi in trachite. Il percorso affine nella cappella dei Santi Pietro e Paolo, nella quale è conservata una pala dell'artista Giovanni Carlo Lot. Il santuario delle Sette Chiese è chiamato anche santuario domestico, visto che preserva le spoglie della famiglia Duodo, molto conosciuta grazie alle efficaci imprese militari condotte da Francesco.